Io su questo ho sentito nella relazione il segretario regionale, tra un po' credo interverrà anche il segretario della CGIL di Venezia. Io condivido che rispetto anche a quello che è avvenuto che è avvenuto ultimamente, sia necessario far prevalere la sicurezza e la qualità sia della vita delle persone sia dell'ambiente. Quale futuro per le grandi navi a Venezia? Dopo il disastro sfiorato domenica sul canale della Giudecca, il tema entra di prepotenza anche all'Assemblea Generale della CGIL del Veneto. Accanto all'economia, al lavoro, al DEF, allo sblocca cantieri e alla riforma fiscale, inevitabilmente si parla di crocieristica in laguna, anche perché, ironia della sorte, l'Assemblea si svolge proprio in un terminal della stazione marittima di Venezia. Venezia era una città riconosciuta nel mondo anche prima che le grandi navi potessero entrare, no? Quindi credo che occorra agire con intelligenza e occorra da questo punto di vista affrontare il tema dello sviluppo, mi permetto di dire, del turismo e dello sviluppo della cultura anche del nostro paese in modo diverso, perché su questo versante noi avremmo un paese, quindi una penisola, un'Italia, che dovrebbe ragionare in modo diverso su come unire turismo e cultura. Perché Potrebbero anche rimanere fuori dalla laguna. sì, sì, potrebbero. Questa è tutta una discussione da fare, io non ho alcun pregiudizio né alcun elemento precostituito, le stavo facendo un ragionamento che penso che anche qui manca un piano nazionale. A ragionare su una visione d'insieme ha invitato anche il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto, evitando i campanilismi che sembrano contrapporre la soluzione Chioggia, caldeggiata dal Ministero delle Infrastrutture, alla soluzione Marghera, preferita da Comune e Regione. La terza ipotesi, fuori le navi dalla laguna, magari con approdo a Lido o Malamocco, potrebbe invece avere molti sostenitori tra i partecipanti alla manifestazione che si terrà sabato alle Zattere, a pochi passi dal luogo dell'incidente. Già annunciata a caldo a San Basilio, proprio davanti alla nave della MSC, e per la quale si prevede una grossa partecipazione.